Castaldo, Panazza Nolà di Pollicino. E corro di Ceferano inno, canta Francesco Basile. Buonasera, bentrovati in questa sesta puntata della nona edizione di Cantanola Gigli di Nola in radio. Andiamo con la sigla. Buonasera ancora, buonasera sia agli amici di Cantanola Gigli di Nola in radio, sia a coloro che ci seguono da 80 portale 80035 e vi salutiamo naturalmente anche Antonino Cassese, questa bellissima collaborazione che c'è stata quest'anno. Abbiamo avuto la possibilità di trasmettere su più canali in modo tale da cercare di raggiungere quanto più persone e cercare di trasmettere quello che era insomma la nostra format, la nostra filosofia di questo programma, cioè quella di trasmettere i valori della festa, le canzoni del Novecento, ma soprattutto abbiamo avuto tanti ospiti perché ci hanno descritto bene ciò che sta per accadere in questo giugno nolano. Settimana scorsa abbiamo avuto il presidente della Fondazione Festa dei Gigli, il dottor Ruggiero, che ci ha dato delle informazioni chiare su molti temi, sia su quelle delle penalità che erano state appunto date la scorsa edizione e sia per quanto riguarda poi anche il discorso che riguarda l'organizzazione di questa festa. Lello, allora, buonasera anche da parte mia, buonasera ai nostri radioascoltatori. Da ricordare una cosa molto importante, che Radio Cantanola è la prima radio itinerante sulla festa dei Gigli in tutto il mondo, quindi
siamo fieri di questa situazione. Questa è la sesta e ultima puntata di questo nostro canzone, questo nostro concorso Vota la canzone eterna, che voto siamo rilassati stasera, io mi fumo anche il sigaro. Sì, ti vedo siamo rilassatissimi. Hai fatto il bicchiere di vino, quindi... Anche perché c'è da dire una cosa, che sì. Naturalmente noi intanto vogliamo ringraziare coloro che sostengono il progetto Cantanola. Grazie a loro. Vogliamo ringraziarli davvero, perché ogni anno noi ci crediamo quello di poter trasmettere qualche valore, di poter dare un contributo alla festa dei Gigli, e ringraziamo coloro che apprezzano il nostro lavoro. Da ricordare una cosa molto importante, che noi siamo l'unica radio a trasmettere tutte le canzoni della festa dei Gigli in questo periodo di tempo, anche se soltanto sul web, però siamo l'unica radio che facciamo compagnia a tante persone che stanno anche fuori Campania, all'estero, che ci ascoltano, e con la speranza che a più presto ci possano venire a trovare, soprattutto per la festa dei Gigli al mese di giugno. Li aspettiamo, e là, se ci incontrate per la strada, fermateci, presentatevi e dite la vostra anche su di noi. Allora, noi, come diceva Giorgio Napolitano, vado a linkare subito ai Thank You di Cantanola 2026, i nostri sostenitori, che grazie a loro che trasmetteremo questo nono anno sulla festa dei Gigli, che sono Carmine Napolitano, fotografo, Minichini Meeting Club Eventi via Castelcicala a Nola, Tutto Ufficio Buffetti a Nola, Citroen Iannicello a Nola, Tenuta la Marca Eventi a Saviano, Bar Pasticceria Minichini a Nola, Gruppo Vecchionne Home a Nola, Gioielleria d'Amore Nola, Pacchette Ristorante Pizzeria Domicella, Falegnameria Talese a Nola, La Gatta Abbigliamento da uomo e donna taglia extra large fino a 10 XL a Brusciano, Pizzeria Gastone a Cintile, Studio Legale Raffaele Boccia a San Giuseppe Vesuviano, Gioielleria Cerno a Saviano, Antica Ferreria De Filippis a Nola, Neocarmi Segni Luminosi e le qualità Pizzone a Nola, e Caep Moda di Tony Lombardi, che cogliamo l'occasione di salutare anche al suo gruppo dei Gigli Barresi, Sartoria Marinare Moda Mare, Lulu Parfum San Giuseppe Vesuviano e Cantanola Show Eventi. Ecco, la mia tosse non mi abbandona mai, Giorgio. Ormai... sì, la tua compagna ormai, la tua compagna. Anche col sigaro comunque, viene proprio sopra, bello, oltre ad avere questo po' di polmonite, anche il sigaro fa la sua parte. Allora Giorgio, questa è l'ultima puntata, abbiamo elencato tutti i nostri sostenitori di Cantanola. Adesso andiamo ad ascoltarci le 9 canzoni in gara, da ricordare che potete votare fino a domenica, ok? Che è 21 giugno. Scusate ancora, Giorgio, mi sa che questo sì lo devi spegnere, Sì. perché mi dà proprio in bocca, mi dà. E quindi fino a domenica 21 giugno aspettiamo le vostre votazioni, poi si bloccheranno e faremo il sorteggio. Vai Giorgio. Andiamo con le 9 canzoni in gara. Isto
faccio, se spagnessa vostri noci, quando non si faccio, ne potessimo vedere. A più bello di nostro, certamente sei tu, a giocare di sogno, festa mia tu sei l'aria respiro d'oro, tu sei viernes stanno primavera, tu sei amore, tu sei opera, tu sei pane e gioventù. Madre mamma ne scrive amore, lontana la voce in un baglione, ma la disperso d'ore, a tempo di passione, tempo su una diamante, valenza mazza noi giunto male, perché, non me la sa. Che si bella come il mare, sti cuore da su sempre innamorata, a tanto di nervosa di perché, so chi sti giura, eterna nella gioia di nuova, innamorata, nessuno possa vedere, che sia risposta mica non va a te. Non sembra questa piazza di spirito, cambia la simpatia, si mantiene la mia, è una festa sciamanale, carica Samarina, stava che si turca. Come se giugna luna, se dà l'appuntamento, con tutte ste mengoppa sta città. Ma parlano brillante come gli gioiellieri, ami si sposta per qualificare. Ma di da sta vetrina, tra tanta pizza rara, si trova una collana, una vera realtà. Sono solitario, unici cararo, bricciato qua passione, dopo non vai. Qua perlo, qua diamante, smeralda, qua marina, sto cielo profumato, due cesta che dà. Suona campana carmine, switching la mattina, uso la sagna e spanna, una luce di perché, da pillo prima treno, sapermi da stazione, una braccia e un sospiro, tanta felicità. Sambolini, guarda la spinosa, come se la grama potente, si figlia donna, madre che non torna, tu sulla sera viene male la vita sua pugnata, la madre la vita male con dolore, se non so tenere valora, questi creata mia che conoscenza, la prego con mia sposa e con mia mamma, fammi sta grazia dopo di tornare, giugna quando parla la spiciglia, tu giuro voglia stare a parlare. Cosa mi notte mi accompagna lui,
via sul mare questo pensiero, vado scegliendo sino a Catabrune, penso che sto cuore mamma fa morire d'amore, se la costare un canale, campa d'amore, quando di giorno dolce alla faccia. Allora, abbiamo così ascoltato le 9 canzoni in gara che sono Ortolano 1972, Fiesta di Peppe Carosone, Salomele 1984, A più bella le rosa di Enzo Parisi, Bettolire 1973, Pacchè di Tonino Di Maiolo, Panettine 1994, Nata canzone di Tino Simonetti, Barca 1980, A Varca di Sonde di Tonino Giuliano, Beccaio 1983, A Gulari San Paolino di Carmine Parisi, Calzolaio 1980 e Torno Tora di Domenico Rufino, Fabbro 1978, Preghiera alla sposa di Mimmo Marotta e infine Sarto 1984 e Festa Paesà. Ripetiamo che potete intervenire in diretta tramite messaggio oppure tramite telefono. Il nostro recapito telefonico è 328 374 6437, quindi se volete andare in diretta è bene. Allora 328 374 6437 oppure mandare un messaggio. Già c'è qualche messaggio, Giorgio? Niente? Sì, no, qualcuno ci chiedeva della board di stasera, ricordiamo, sì, ci sono state alzate sicuramente le ultime board, quindi si procede con l'Ortolano con la costruzione naturalmente, e poi ci sarà, voglio dire, siamo vicinissimi davvero ormai a sabato e domenica ci sarà l'alzata dei giti spogliati. Allora, avevi ricordato, allora, noi ricordiamo che questa sera naturalmente abbiamo fatto un po' una sintesi, faremo un po' una sintesi, non avremo ospiti perché essendo l'ultima diretta per quanto riguarda la diretta Cantanova, però naturalmente poi ci saranno tante altre dirette durante la settimana e annunciamo ecco la new entry di questa Cantanova, partnership con di sabato 27 giugno saremo davanti al Giglio del Bettoliere. Ringraziamo alla famiglia Caccavale che ci ospiterà gentilmente, dove noi premiamo le 3 canzoni che vinceranno in questo nostro concorso, e poi la famiglia Caccavale insieme a Cantanova premierà a tutti i maestri di festa, tutti quanti, con un omaggio floreale. Quindi ci venite a trovare, siamo lì ad accogliervi, tutti essendo di festa, ma tutti quanti, piazza tutti quanti. molto ampia, grande, sì. Quindi vi diamo appuntamento a Piazza Immacolata, vi metterete comodi, arriveranno tutti i comitati vicino al Giglio del Bettoliere a Piazza Immacolata e noi annunceremo le canzoni, i staff di tutti i gigli, e naturalmente avrete modo di godere questo spettacolo. Ma non solo, perché intratterremo anche coloro che saranno in piazza, quindi vi diamo appuntamento. Li faremo anche ballare. Per chi magari non vuole godersela da Piazza Duomo, vi diamo appuntamento a Piazza Immacolata. Sicuramente sarà lo stesso voglio dire, una serata molto tranquilla e pure ventilata, no? Piazza Immacolata. Speriamo che non farà tanto caldo, però il divertimento c'è con tanta musica, ma soprattutto non solo il giro, faremo anche ballare, un po' cantare, faremo anche un po' di animazione, dai, un po' di Cantanova show in sintesi. Allora, a proposito del Bettoliere, sì. Questa sera vogliamo un po' divagare, no? Un po' tra tutte queste storie, insomma, degli ultimi giorni, gli ultimi preparativi di questo, voglio dire, pre-festa dei Gigli. Allora, a proposito del Bettoliere, è diventato virale
un video di Samurai J. Siccome la famiglia Caccavale naturalmente è molto brava, sono dei musicisti davvero eccezionali, oltre a Raffaele che è cantante, però anche l'altro figlio Rosario è cantante. Anche Rosario, sì, hanno creato naturalmente tra le marce che accompagneranno la ballata dei Gigli, hanno fatto una versione di Ossessione che è stata presa da Samurai J, quindi da Samurai J ha preso questa qua e l'ha ballata proprio lui come si balla il Giglio. Andiamo ad ascoltarla. Amore, stiamo guardando troppo, facciamola bene. Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì, bailando di quasi. Amore, stiamo guardando troppo, Ascoltiamo ancora. facciamola bene. Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì, bailando di quasi. Questa sarà davvero un'ossessione che ci accompagnerà durante tutta, voglio dire, la ballata di quest'anno, quindi prepariamoci. È stato molto bravo, molto carino Samurai J, che ricordiamo di Mugnano di Napoli, però a riprodurla proprio, voglio dire, portando insieme ai suoi amici un varriello e quindi mimare proprio la ballata, quindi davvero molto bella questa cosa. Bene, allora noi se vogliamo possiamo andare anche intanto a ricordare un po' qualche appuntamento che ci sarà in questa festa dei Gigli durante la fondazione, che mette a disposizione questo blog dove appunto ci indica tutte le news che ci sono appunto durante questa festa. E sicuramente quello che abbiamo ascoltato dalla voce la settimana scorsa del presidente della Fondazione Festa dei Gigli è stato reso ufficiale, cioè vale a dire il nuovo direttivo, perché ricordiamo fino a qualche giorno fa era appunto ancora un commissario straordinario, invece è stato reso noto proprio insomma, la parte operativa di questa nuova Fondazione Festa dei Gigli e con un comunicato appunto hanno reso noto quali sono le cariche di questo organo Fondazione Festa dei Gigli. Andiamo a leggere. Quindi presidente dottor Giovanni Ruggiero, vicepresidente avvocato Giuseppina Lanzaro, segretario avvocato Lucia Sibilla, tesoriere avvocato Maria Cristal Esposito, componente del consiglio di amministrazione Don Salvatore Bianco. Ricordiamoci, sono delle quote appunto sia per quanto riguarda anche la diocesi, quindi appunto fa parte del Don Salvatore Bianco. Bene, una cosa importante che disse il presidente della fondazione, che la festa dei Gigli deve finire entro e non oltre le 5 del mattino del lunedì, quindi vedremo un pochettino. Allora abbiamo avuto dei spunti importanti anche riguardo, ricordiamo anche ciò che ha detto riguardo alle sanzioni che erano state appunto inflitte dal precedente commissario, dottor Esposito, e che erano appunto il fermo di alcuni capiparanza. Ci ha fatto capire, anche se non è stato reso ancora ufficiale nessun comunicato, che si azzera tutto ciò che è stato fatto precedentemente e dando ancora un'altra possibilità a tutti, e quindi si riparte quest'anno appunto da zero con tanti buoni auspici, e questo naturalmente ce lo auguriamo. Speriamo bene, perché alle 5 è un orario giusto, pure 5 e mezza, pure 6 va, è un orario giusto che potrà finire la festa dei Gigli. Poi il fatto del trase esce è una cosa molto importante, perché si è sempre fatto, però quando attenzione, quando dobbiamo fare il trase dobbiamo subito camminare senza fare girare, per dare spazio subito all'altro giglio da potersi esibire. Allora Giorgio, tu che ne pensi di questa situazione? Ce la potremmo fare? Ma con un pochettino di impegno di tutti, io sono ottimista. Siamo ottimisti, però naturalmente bisogna capire, innanzitutto c'è stato un incontro importante
con il prefetto di Napoli proprio nella casa comunale di Nola, e ad oggi non c'è stata nessuna ordinanza. Dobbiamo capire il contenuto di questa ordinanza, se appunto ci saranno, voglio dire, sarà prefigurato un blocco coatto, cioè nel senso che oltre l'orario le forze dell'ordine impediranno a tutti i gigli di alzare, e naturalmente ci auguriamo che non si prefiguri, perché sarebbe davvero, voglio dire, poco simpatica questa situazione, ma che ci sia il buon senso di tutti. Attendiamo l'ordinanza, non sappiamo ancora se ci sarà e quali saranno i contenuti, perché al momento, voglio dire, si parla ancora di un libero arbitrio, si parlano solo di chiacchierate, si trattano di impegni presi, però voglio dire non c'è ancora né niente di scritto, quindi al momento ancora, voglio dire, è tutto affidato alla parola dei maestri di festa e dei capivaranza. Ricordiamo, questa sera quindi ci sono state rialzate delle ultime due borde, perché erano due gigli, che sono l'Ortolano e quello del Calzolaio. Ortolano appunto piazza Clemenziano e Calzolaio a piazza Marco Clodio Marcello. Sabato e domenica si alzerà, giusto? Sì, sabato pomeriggio 3 gigli, domenica mattina un solo giglio e gli altri 3 gigli la domenica sera. La barca verrà vestita domenica sera in Vicolo Duomo e poi tutti pronti per le varie serate, anche se quest'anno saranno pochissime le serate perché davanti ai gigli, perché lunedì il sindaco dopo la processione ha fatto qualcosa insieme ai maestri di festa in piazza Duomo e poi ha tolto da mezzo giustamente le cene davanti ai gigli. Quindi sì, perché venerdì quindi le cene non si faranno. potranno essere fatte davanti ai gigli oppure insomma nel centro storico, ma sicuramente sarà organizzato insomma all'interno di case private, di locali privati, ma non per le strade. Per questo ci per saranno lasciare, sempre ovviamente, per ma lasciare non... insomma la fruibilità delle strade a tutti. E in piazza Duomo hanno organizzato una serata, quindi la live performance nostalgia 90, quindi musica degli anni 90. Sì, il bella serata. venerdì. Insieme ai maestri di festa, ricordiamo che hanno partecipato anche i maestri di festa del 2026, quindi non ci saranno serate il lunedì sera avanti ai gigli tutti a piazza Duomo, mentre hanno abolito le cene del venerdì, quindi si sono veramente ristrette le serate vicino ai gigli. E poi finalmente il sabato dei comitati e poi la domenica del giorno più bella, la festa, l'alzata dei gigli. Ricordiamo anche quali saranno appunto domenica, quindi ci sarà, allora sabato si inizierà con il trasporto dei gigli spogliati, quindi Ortolano, Panettiere, Fabbro e Salto alzeranno di sera, mentre gli altri gigli, quindi domenica ore 10 il saloniere, quindi di mattina, naturalmente l'orario indicativo, mentre per quanto riguarda la sera, domenica, ci sarà l'alzata del beccoliere, del beccaio e del calzolaio. Lunedì invece non ci saranno serate davanti ai gigli perché si darà spazio naturalmente alla processione di San Paolino, e quindi ci sarà insomma quella che è la celebrazione in onore di San Paolino. Ricordiamo che alle 11:30 è il programma la Santa Messa Pontificale, presieduta appunto da Sua Eminenza Monsignor Francesco Marino, Vescovo di Nola. Alle ore 19 processione del busto argenteo di San Paolino, sempre presieduta dal Vescovo, mentre a seguire luci e suoni di San Paolino. Ci sarà uno spettacolo piromusicale, nel senso che i fuochi andranno a tempo con la musica. Di musica, si accenderanno le luci, quindi. E poi inizierà la grande settimana, martedì, mercoledì e giovedì ogni giglio organizzerà le serate davanti al proprio giglio, mentre venerdì appunto sarà questo spettacolo in Piazza Duomo. Idem sabato la serata dei comitati, che sarà presentata da Antonio D'Ascoli, quindi e
come vi dicevamo, in alternativa, se qualcuno vuole stare un po' più al fresco, venite vicino al Giglio del Bettoliere a Piazza Immacolata, ci saremo noi dove ad accogliervi, vi presenteremo tutti i comitati dove si esibiranno e quindi sarà l'occasione per trascorrere una serata in allegria insieme. E ci sarà anche un omaggio da parte della famiglia Caccavale e Cantanola a tutti le 8 corporazioni che verranno ad onorare la famiglia Caccavale e noi di Cantanola, un omaggio floreale. Quindi appuntamento davanti al Giglio del Bettoliere a partire dalle ore 18. Bene Giorgio, oramai vogliamo fare ascoltare un po' di musica perché mi sa che poi le persone si scocciano a sentire le nostre tante chiacchiere. Sì, no, sicuramente questa sera vi diciamo appunto non abbiamo ultima puntata. Ospiti, era quella di comunicarvi innanzitutto i nostri prossimi eventi, di farvi riascoltare le canzoni appunto voglio dire da votare ancora per qualche giorno, perché anche se ci sono delle canzoni che già stanno, voglio dire, molto. Giorgio, una domanda ti volevo fare. Il primo comitato a che ora entrerà a Piazza Duomo? Allora, diciamo, vediamo sempre magari dalla fondazione, fondazione. Però a mia memoria non prima delle 19. Però tardi, non non confondiamoci con la partenza da ogni giglio, perché poi dovranno fare l'entrata di Piazza Duomo. Mi sembra a me che il primo giglio dovrebbe entrare, infatti se vai a controllare, alle ore 17, se non erro. Vediamo un attimino se... Allora, sabato, l'orario ufficiale sì. 18:30 della fondazione. 18:30. Quindi come dicevo, 18:30, quindi si partirà tra mezz'ora 18:30 e le 19. per corporazione, sì, diciamo. Quindi orario ufficiale dalla Piazza Duomo è 18:30, però naturalmente i comitati partiranno prima proprio perché dovranno fare il giro di delle 8 corporazioni. Tutti i gigli. Vedi? Quindi cosa devi pagare? Un caffè? Va bene. Un caffè, ce la facciamo un caffè? Sì. Va bene, un caffè. Dopo ti pago una grappa, vai. Va bene. Così ti fumo il tuo sigaro. Va bene. Va benissimo, allora ci sono notizie, sono qualcuno che ci ha scritti, Giorgio? Vedi un attimino? Sì, abbiamo sicuramente qualche amico che ci saluta, ricordiamo siamo in diretta sia su Cantanova Gigli di Noi Radio, ma siamo in diretta anche su portale 80035. Giorgio, ma secondo te chi vincerà questa gara di queste canzoni, questi 3 primi posti? Allora, vogliamo spoilerare quali sono? No, lasciamo stare perché magari andiamo ad influenzare quelli che sono i prossimi voti. Perché poi possono sempre cambiare le cose, perché loro fino a domenica 21 giugno possono sempre votare, ricordando di mantenere sempre il vostro recapito telefonico perché venite premiati anche voi, e quindi possono cambiare, dicevo, le cose, quindi per il momento se la giocano 4 giri per il momento, quindi poi vedremo, tireremo. Allora scegliamo una canzone che vogliamo ascoltare adesso di questa in gara per intero, perché naturalmente avete ascoltato prima la sintesi e anche sia su Facebook che Instagram che YouTube, i nostri canali, trovate appunto la sintesi per riascoltarla con i titoli delle canzoni. Mentre noi andiamo ad ascoltare una per intero, allora vogliamo ascoltare Più belle del rosa? Che sì, dici? vai. Ascoltiamola, vai. Salomino 1984. Salomino 1984, La più bella del rosa di Nicola e Felice Natalizio. Canta Enzo Parisi. Si sto solo con un raggio, se spannessa vostri dolci, quando rose non si faccia, ne potessero vedere. A più bello di rose, certamente sei tu, a giocare di sogno, festa mia così, tu sei l'unica respiro d'amore. Tu sei fierne stata primavera, tu sei amore, tu sei opera, tu sei frame giorno.
sicuro di una speranza che si affaccia da balcone, il più bello c'è sole, casa veda compagnia. Tu cucini canzone, fai sto cuore suonare, e con mille dolori, fai sto cielo giocare, se l'amore casa scende e canta, o sorriso di una smoggia stanca, una banda di fantasia, la persona per campare. Ma tu mi stai vicino e di mano non vuole, tutto bene e sto cuore, per la mia c'è per te. Tu sei come ti chiesi, che ci fa innamorare, sotto i panni scialli, non la vuoi parare, il tuo cuore che sei con la tua. Giustamente sta festa gara, questa forza e sta paranza, non si vanno a suonare. Che freschezza non so salve, non comanda che è una cosa rara, per più figlia non è ancora, non so ci a comandare. Bellissima questa canzone, veramente molto bella. Io adesso proporrei Preghiere e la sposa di Mimmo Marotta, Fabbro 1971. San Paolino guarda la stilosa, come sotto la grama cucenda. Si figlia buona, madre che non torna, tu sulla sera non fa. Viene male la vanetta sto pugnale, la madre che toccare col dolore. Se non so degni che parla allora, posti creare mia che conducenda, la prego con mia sposa e con la mamma. Fammi sta grazia dopo ritornare, gioia quando parla una sticiglia, tu giuro buona stare a parlare. San Paolino, la cosa sono tornata, o mi era chiamata una speranza, ma la figlia mia non sta in bandiera, ma qui che c'è questa città, io vera San Paolino che la cadita, ma mia gamma ne dice era tu fuori, papà non segna di una parola, leva ma di mia spina chi sto cuore. Mia samba mia all'olio vera, o sposa mia sta buona fortuna, dico forza vita la figlia, che non c'è fatta grazia lo salva. Samba Paolino, guarda la sorgiglia, piezza perché mi già sta piso d'ora, la prima data non
si emoziona, sono desiderio del nostro ora, voglio momento da tagliata, scegli davanti una più sfuggita, cosa viene che la sta scoprendo, ma vita con madre e manatti parla, sapete se quando non va a cattare. Preghiera e la sposa è una delle 9 canzoni in gara del Fabbro 1978 cantata da Mimmo Marotta. Le altre canzoni di vado ad elencare che sono Ortolano 1972 Fiesta di Peppe Carosone, Salumiere 1984 La più bella del Rosa di Enzo Parisi, Bettoliere 1973 Perché di Tonino Di Maiolo, Panettine 1994 Annata canzone di Tino Simonetti, Barca 1980 Varc dei Suon di Tonino Giuliano, Beccaio 1983 Aculare San Paolino di Carmine Parisi, Calzolaio 1980 e Torno Toro di Domenico Rufino, Fabbro 1978 Preghiera e la sposa di Mimmo Marotta e infine Sarto 1984 e Festa Paesà di Raffaele Caccavale. Allora queste sono le 9 canzoni in gara da poter votare. Una cosa molto importante, come votare? Inviando un messaggio sui nostri social o un'email su cantanola@gmail.com. Fino a domenica si può votare, poi stop alle votazioni. E così, allora, quindi penso siamo già ai titoli di coda, perché questa sera era l'opportunità per ricordare i nostri appuntamenti, gli ultimi appuntamenti. Ormai sappiamo che diamo la parola ai gigli, diamo la parola ai maestri di festa che hanno lavorato un anno intero e che giustamente vogliono godersi la loro festa. Bene, noi vi ricordiamo ancora una volta, vi diamo appuntamento per sabato dei comitati, quindi sabato 27 giugno a Piazzetta Immacolata, dove ci sarà posizionato il Giro del Bettoliere. Presenteremo tutti i comitati, veniteci a trovare e naturalmente ne varrà la pena, perché ci sarà tanto divertimento, ma soprattutto avrete modo di vedere tutti i comitati, tutti i giri che sfileranno, e noi saremo lì a presentare tutti i staff e ad ascoltare tutte le canzoni. Salutiamo la famiglia Caccavale, Raffaele, il figlio Felice, Rosario, alla moglie di Raffaele, a tutti quanti. Quindi diamo l'appuntamento, come diceva Giorgio, sabato 27 giugno in Piazzetta Immacolata davanti al Giro del Bettoliere. Facciamo ascoltare di una delle canzoni, Giorgio, tutte le 9 canzoni prima di andare via. Certo, così facciamo una rinfrescata ai nostri ascoltatori. Ormai sono 8 minuti per le ore 22 e faremo ascoltare queste canzoni per poi da poter votare fino a domenica 21 giugno. Thank you.
se spannesse posti dolci, quando conosce non si faccia, ne potessero vedere, a più bello di nostro, certamente sei tu, a giocare di sogno, festa mia così, tu sei l'unica respiro, tu sei fiore stata primavera, tu sei amore, tu sei opera, tu sei fame giovane. Madre mamma, scrive ancora, lontana da voce in un baglione, ma la disperso d'ore, a tempo di passione, tempo su una diamante, va dentro una zanoce tutto l'anno, perché, non me la sa. Così bello come il mare, sti cuore che sono sempre innamorata, a tanto di cosa di pensiero, so chi sti giura, eternamente a gioia di domani, un amore che nessuno passa a me, che sia risposta mica non a te. Questa piazza più cada raga simpatia, si mantiene un'allegria, è una festa sciamanale, che ricorda San Paolino, questa vacanza turca, ciao per te felicità. La luna si è data appuntamento con tutte ste mangappa sta città, ma parlano brillante come le giornaliere, ma mi si sposta per qualificare, ma dentro sta vetrina tra tanta pizzerare si trova una collana, una vera rarità, sono solitario, più unici carare. Qua perlo, qua diamante, smeralda, qua marina, sto cielo profumato, cioè ci resta di Sono campana d'armano, switching la mattina, oh, sono sani e spagna, una voce di da quello prima treno, sapermi da stazione, un abbraccio e un sospiro, tanta felicità. San Paolino, guarda la stilosa, come sono di lacrima potente, si figlia donna, madre che non torna, tu sulla studiamo qua, viene male la paghetta sto pugnale, da madre di toccare tutto l'ora, si non so di questi criati mia che sono lucenda, te prego con mi sposo e con mia mamma, fammi sta grazia dopo ritornare, giugno quando balla una sticiglia, tu giura voglio stare a parlare. Sono in notte ma tu bagna lui,
via solitario questo pensiero, va che scende la musica fatta a brune, per questo cuore non mi fa morire. Eccoci qua, abbiamo ascoltato così le nuove canzoni in gara da poter votare tramite messaggio sulla nostra pagina Cantanola, Gigli Nola e Radio, oppure mandare un'email a cantanola@gmail.com. Le nuove canzoni le troverete sulla nostra pagina, quindi votate perché fino a domenica 21 giugno potete votare, perché poi faremo la selezione di chi ha vinto e alla fine faremo una grande festa davanti al Giglio del Bettoliere, sabato dei comitati, sabato 27, saremo lì ad accogliervi tutti quanti davanti al Giglio del Bettoliere, maestri di festa, coloro che hanno vinto le 3 canzoni, e poi ci saranno tante grandi novità, tante belle animazioni di tutti quanti col Cantanola Show, quindi un appuntamento da non mancare. Quindi ripeto, appuntamento davanti al Giglio del Bettoliere, sabato 27 giugno. Ci sarà anche da parte della famiglia Caccavale di Cantanola un omaggio floreale a tutti i maestri di festa, quindi vi aspettiamo davanti al Giglio del Bettoliere. Bene Giorgio, oramai siamo agli scorcioli, sono quasi, manca un minuto alle ore 22, abbiamo terminato questa ultima puntata della nostra Cantanola Gigli Nola in radio. Ricordiamo che siamo la prima radio itinerante sulla festa dei Gigli di Nola, quindi una cosa molto importante. Sono ben 9 anni che trasmettiamo, l'anno prossimo metteremo la prima stella sul nostro petto, sulla nostra maglietta oppure sulla nostra camicia, perché sono già passati già 10 anni a partire dall'anno prossimo. Bene Giorgio, cosa dire? Che auguriamo un buon giugno norano, una buona festa dei Gigli a tutti. Io voglio fare una raccomandazione dopo. Signori, vi raccomando, cerchiamo di far rispettare tutte le nostre regole, soprattutto voglio fare un appello ai pranzari e ai maestri di festa, siamo belli calmi davanti, non me ne vogliono, davanti ai microfoni, rispettiamoci l'uno con l'altro, perché la festa dei Gigli è nostra, cioè di tutti quanti, unisce ma non divide, quindi una cosa molto importante, ricordatevi questa cosa, la festa dei Gigli unisce ma non divide, rispettiamo a tutti quanti, musica, cantanti, soprattutto ai cullatori, che sono quelli là che trasportano il Giglio e quindi fanno una grande fatica. Ricordiamoci pure di quel spirito paoliniano di cui Certo. tutti ci riempiamo la bocca, però poi dobbiamo dare seguito con le azioni. Benissimo, allora è terminata qua questa ultima puntata del nostro Cantanola Gigli Nola in radio, la nostra radio web. Vado ad elencarvi, anzi vado tu ad elencare i nostri take di Cantanola, vai. Allora ricordiamo Carmine Napolitano fotografo, Minichini Meetings Club, tutto ufficio Buffetti Nola, Citroen Iannicello Nola, tenuta la marca Eventi, bar pasticceria Minichini Nola, gruppo Vecchione Home, gioielleria d'amore Nola, Pacchiet ristorante pizzeria Domicella, Falegnameria Terese Nola, La Gatta abbigliamento uomo donna Brusciano, Pizzeria Gastone via Roma Cimitile, Studio Legale Raffaele Boccia via 20 settembre San Giuseppe Vesuviano, Gioielleria Cirno Saviano, Antica Fioreria De Filippis Nola, Neon Carm Insegne Luminose località Pizzone, A-Cap Mode, Sartorie Marinare Moda Mare, Lulu Parfum in via San Leonardo a San Giuseppe Vesuviano e Cantanola Show Eventi.
Benissimo, questi sono i nostri thank you, i nostri Ringraziamo sostenitori, ancora ringraziamo coloro tantissimo. che sostengono appunto Grazie a loro che trasmettiamo. questo nostro format. Negli anni siamo arrivati, ormai andiamo verso il termine di questa nona edizione, quindi ci sarà poi, proietteremo verso la 10ª, dove ci saranno tantissime sorprese e naturalmente con l'auspicio di viverlo sempre insieme a tutti voi. Vai con la sigla, Giorgio, e poi saluti, vai. Che poi la sigla è il nostro bellino di San Paolino, Allora amici radioascoltatori, grazie veramente di averci sopportati queste 6 puntate, ringraziamo soprattutto portare 8035 ad Antonino Cassesi, che aspettiamo anche a lui vicino al Giglio del Bettoliere, ti aspettiamo Antonino, quindi non farti pregare come sempre che non hai voluto partecipare nemmeno a una telefonata in questa nostra trasmissione. Lo so che sei impegnato con i bambini, appena arrivi da lavorare si mettono in braccio e non ti lasciano un minuto. Comunque scherzi a parte, ti aspettiamo vicino al Giglio del Bettoliere a Piazzetta Immacolata. Bene amici radioascoltatori, come ripeto l'appuntamento è sabato dei Comitati ad accogliervi tutti quanti davanti al Giglio del Bettoliere della famiglia Caccavale. Da parte mia, Lello De Lucia, una cordiale buonasera. Anche da parte mia un caro saluto a tutti voi e vi auguriamo una buona festa dei Gigli. Viva Nola, viva San Paolino!